Mercoledì 20 dicembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre quella del Corriere delle Alpi, purtroppo una brutta notizia. Un altro femminicidio in Veneto, questa volta siamo nel comune di Riese Pio X, questo è il titolo a piena pagina. Uccisa sulla porta di casa, sospetto in fuga, catturato. Vanessa Ballan, 27 anni, era incinta, colpita a coltellate e martellate. Aveva denunciato lo stalker. Nuovo femminicidio in Veneto a Riese Pio X. Dopo il caso di Giulia, la donna aveva avuto una relazione con il kosovaro, il corpo trovato dal compagno. Un altro femminicidio in Veneto a un mese di distanza da quello di Giulia Cecchettin. La vittima è una donna di 27 anni, Vanessa Ballan, e il delitto si è consumato all'interno di una bifamiliare in aperta campagna a Spineda, una frazione di Riese Pio X. La giovane madre di un bimbo di 4 anni e incinta del secondo da 3 mesi è stata straziata da una serie di coltellate al petto e martellate alla testa. L'assassino ha sfondato la porta e l'ha colpita. I carabinieri hanno catturato in serata il kosovaro presunto assassino. Vediamo in questo scatto un primo piano della vittima, Vanessa Ballan, 27 anni, è la donna uccisa a coltellate e martellate. A destra il sospettato dell'omicidio è un pittore edile di 41 anni. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, notizie adesso che ci portano in provincia di Belluno. Bob, un'eredità salata, prime stime sulla gestione della pista light di Cortina, 1 milione per 20 anni. Lavoro in frenata, calano gli ordini e molte aziende allungano le ferie, notizia che riguarda in questo caso l'economia in provincia di Belluno. Nelle cronache, operaio morto, rilievi di Spisal e carabinieri nella fabbrica, questo come conseguenza dell'incidente a Paludi di Alpago che appunto ha portato alla morte di una persona. Belluno, l'area artigianale, una farmacia pubblica primo tassello per Levego. Il comune di Belluno esercita il diritto di prelazione per la sede vacante della sinistra Piave. Ancora da Cortina, servizio Skibus, tutto l'inverno il comune paga 344.000 euro. Skibus tutto l'inverno su 2 linee dedicate per chi scia a Cortina, ma il conto è salato, appunto l'avete sentito, 344.000 euro. Piazza senza luminarie né luci, notizia che ci porta nel capoluogo. Il centro di Belluno in questi giorni è particolarmente buio e non solo per la mancanza delle tradizionali luminarie che tanto ha fatto discutere, più banalmente per le lampade fulminate. Solo in Piazza dei Martiri se ne contano 14 tra lampioni a 4 braccia con 2 sole lampadine funzionanti e pali della luce KO. Abbiamo un solo elettricista, si giustificano dal comune, promettendo comunque un intervento. L'approfondimento di Forzin a pagina 26. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. L'approfondimento a piena pagina ci porta nuovamente in Alpago con la morte in un incidente sul lavoro di Zelicco Manarin, morto a 57 anni. Questo è il titolo: morto a Paludi, la verità nei video. Aperte le indagini sul tragico incidente in cui ha perso la vita il 57enne Zelicco Manarin. Oggi 8 ore di sciopero alla Intersox, acquisite le immagini delle telecamere per ricostruire la dinamica del fatto, possibile anche un errore umano. L'approfondimento di Bonetti e Santin a pagina 2. La foto di copertina ci porta a Falcade, 2 esemplari a passeggio, moltissime le reazioni. Si parla di lupi, come si può vedere direttamente da questo scatto. Dall'Alpago alla Gordino, lupi sempre protagonisti. Esemplari in questo scatto magnifico di lupo in questa foto divenuta virale sui social, scattata nelle vie di Falcade. Dall'Alpago alla Gordino, la sempre maggiore vicinanza alle abitazioni del predatore scatena dibattiti molto accesi tra chi li teme e chi ne rispetta le abitudini. L'approfondimento di Fontanive a pagina 2. Vigili con il taser, il medico arma troppo pericolosa ma il comune non fa marcia indietro, si usa solo come estrema ratio. Continua a essere argomento di interesse quello del futuro armamento degli agenti della polizia locale di Belluno con i taser. Ad insinuarsi nel dibattito il dottor Davide Mazzona, già direttore di anestesia e rianimazione all'ospedale di Belluno, che cita dati sulla mortalità, ma nel frattempo ribatte l'amministrazione comunale: c'è bisogno di sicurezza non solo come richiesto dai cittadini ma anche per tutelare gli stessi agenti. Si usa solo come estrema ratio. L'approfondimento di Fant a pagina 4.
Roma-Calalzo già soppresso, De Carlo non è vero. Dopo la prima corsa al treno notturno turistico Roma-Calalzo segna già uno stop alla corsa di lunedì. È stata infatti cancellata il sito Treni Belluno, profilo social dei pendolari si scatena. Le cancellazioni sono un altro brutto segno per la strana avventura di un treno tanto pretenzioso quanto calato dall'alto e che purtroppo sta somigliando sempre più a un'occasione sprecata e a uno sberleffo alle giuste richieste di miglioramento dei servizi di trasporto nel bellunese. Pronta la replica di De Carlo, il senatore e sindaco anche di Calalzo, è stata soppressa solo una corsa opzionale mai messo in vendita. Insomma, si va avanti. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 10. Feltre, ennesima protesta di Diana De Paoli, in croce perché non mi resta nulla, in croce a causa dell'oppressione nel mio vicino, non mi resta più nulla. Diana De Paoli, 67enne di Lasene che abita con una figlia disabile, ieri ha chiesto aiuto con una protesta plateale al mercato di Feltre, si è messa letteralmente in croce, il vicino, un veneziano da anni, la perseguita con cause legali. L'approfondimento di Bonetti a pagina 7. E ancora altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, altri 7 milioni per migliorare la ricettività alberghiera, notizia che interessa in questo caso il bellunese. Feltre a gonfie vele i conti Clivet, super premio ai lavoratori. Dallo sport, ecco Ferrato, una ventata di entusiasmo sul Belluno Volley, qui nuovi stimoli. Cortina, pista di bob, la decisione slitta ancora, Lorenzi il sindaco deluso. E ancora per gli appassionati di musica classica, concerto di Natale gratuito stasera nella cattedrale. Sarà la Basilica di San Martino a ospitare alle 20:30 l'evento musicale Musiche di Bach e Vivaldi, organizzato dal Circolo Culturale. Entriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Lupi in Val di Gares saranno stanziali. Dopo l'avvistamento dell'esemplare a ridosso delle case, il presidente della riserva di caccia Daniele Rossona anticipa presto presenze fisse. Spariti i cervi, al primo segnale di pericolo tendono a spostarsi verso territori più sicuri, appunto come Falcade. La levatrice, quest'estate nessuna razzia grazie ai cani, una notizia quindi che riguarda sempre la presenza dei lupi, ma anche come fronteggiare questa presenza da parte degli allevatori. Qualche segnalazione di presenza sporadica di lupi in Valle di Garessa era stata fatta dal 2011 a oggi, ma nessuna razzia. E adesso l'approfondimento del Gazzettino di Belluno sulla tragedia di Paludi. Siamo a pagina 3, nei video la verità sulla morte di Zelico, acquisite ieri dallo Spisal le immagini della videosorveglianza della Intersox in Alpago, dove lunedì è avvenuto l'infortunio. Gli ispettori sono rimasti tutta la giornata nella ditta Alpagota per controllare documenti e sentire i referti e i testimoni. Inchiesta ancora contro ignoti sotto la lente mulettista, titolare e responsabile della sicurezza. E oggi ci sarà una protesta alle 8 ore di sciopero all'Intersox, presidio alle ore 11. Sindacati all'opera Uniti per le famiglie, Fondo provinciale vittime sul lavoro, ma prima di tutto CGIL, CISL e UIL lanciano l'appello per la prevenzione, poco personale per i controlli. Si parla ovviamente della sicurezza nell'azienda e purtroppo di vittime che ci sono anche ai giorni nostri mentre si lavora, e qui speriamo davvero che si possa trovare una soluzione a questa tragedia e a quelle tragedie che si sono succedute purtroppo anche nel 2023 in provincia di Belluno. Pagina 4, taser, arma potenzialmente letale. Sulla dotazione di 2 pistole elettriche alla polizia locale, i dubbi di Mazzone, ex direttore di anestesia e rianimazione. Città tra le più sicure, servirebbe un rapporto rischi-benefici. L'assessore e gli stessi agenti chiedono strumenti di difesa. Il personale viene addestrato all'uso con concorsi ad hoc, come accade per tutte le forze di polizia. Vigili del fuoco, cambio al vertice, Del Gallo lascia, arriva Carretto, Antonio Del Gallo passa al comando di Ferrara, il nostro grazie, questa è la sua dichiarazione. Rinnovo alberghi, arrivano altri 6,5 milioni di euro, uscito il secondo bando dopo quello di aprile che ne stanziava 7, somma già investita su opere che erano già in cantiere. Federalberghi, ora potrà rientrare anche chi era rimasto escluso, si punta alla accessibilità in vista delle Paralimpiadi. Scusate. Confagricoltura, prodotti tipici in regalo, spesa tra 20 e 50 euro. Una ricerca della CIA Belluno rileva che il giro d'affari provinciale si aggirerà sul 1 milione di euro. Formaggio e pastin bellunesi per gli auguri natalizi in Senato, iniziativa di De Carlo con l'appoggio dei giovani Coldiretti.
E adesso passiamo a Feltre, in croce per il vicino, aiutatemi, nuova protesta plateale ieri al mercato di Diana dei Pauli, disperata dopo 25 anni di cause con il dirimpettaio di Lasen, ha la pensione pignorata perché condannata alle spese legali della controparte e rate fino al 2033. Non riesco ad andare avanti, l'approfondimento lo troverete a pagina 6 del Gazzettino di Belluno. Rimaniamo nel feltrino a Feltre, lavoratori Clivet sotto l'albero fino a 1.300 euro, è il premio straordinario destinato ai dipendenti dell'azienda di Villa Paira dopo un anno con un più 25% di fatturato. Riceveranno il bonus anche i neoassunti, per loro 200 euro come segno di fiducia per la collaborazione appena iniziata. Basso Feltrino è nato il Comune Sette Ville, a fine gennaio i commissariamenti comune che quindi andrà a inglobare i due comuni di Alano di Piave e di Querovas. Il ristoratore dello storico K2 muore a 70 anni, colpito da un'emorragia cerebrale. Alcuni giorni fa è morto lunedì sera il ristoratore feltrino Artemio Tollardo, 70 anni compiuti ad ottobre. Siamo in Valbelluna con pagina 8, ex ACC, ultimo tassello quasi a posto, la regione avvia i corsi di riqualificazione professionali, i 63 dipendenti per i quali scade la cassa integrazione a fine anno, poi sarà compito delle aziende del territorio proporre loro nuove opportunità di ricollocazione nel ciclo produttivo. Agordo, coro Agordo, esordio di Anna De Vic al tradizionale concerto di Natale. Sedico, 2 incidenti, feriti lievi e Agordina chiusa. Gli incidenti sono avvenuti ieri alle 17:35. E adesso siamo a Cortina, pista di bob, ennesima fumata nera. Il ministro Abodi prende tempo e Salvini chiede una verifica dei costi. Il CIO punta all'estero, il sindaco Lorenzi è deluso. Incompleto il progetto dell'ex Monti ridotta che doveva essere esaminato oggi da Fondazione. Se ne riparlerà venerdì. Val di Zoldo, campionati universitari europei al via, polacco e bulgaro i primi ora in slalom. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, soffermiamoci anche in Veneto purtroppo con questo nuovo femminicidio che ha coinvolto che ha interessato la nostra regione, uccisa all'ingresso della villetta dall'ex già denunciato per stalking, commessa di 27 anni, madre di un bambino in attesa del secondo, colpita con 7 coltellate dall'uomo arrestato ieri sera. Ha cercato di difendersi in tutti i modi, sulle sue braccia i segni dei fendenti. Un altro femminicidio in Veneto a un mese di distanza da quello di Giulia Cecchettin. La vittima è una donna di 27 anni, Vanessa Ballan, e il delitto si è consumato all'interno di una bifamiliare in aperta campagna a Spineda, una frazione di Riese Pio X. La giovane madre di un bimbo di 4 anni, incinta del secondo da 3 mesi, è stata straziata da una serie di coltellate al petto e martellate alla testa. L'assassino l'ha colpita con una ferocia inaudita. A scoprire il cadavere è stato il compagno Nicola Scapinello, 28 anni, di ritorno dal lavoro. I carabinieri hanno arrestato un kosovaro di 41 anni, Fandaj Bujar, un pittore edile che conosceva bene la vittima. I due avevano avuto una relazione terminata con una denuncia di lei per stalking. Sarebbe lui il presunto omicida della donna, una commessa del supermercato Eurospin di Riese. Lui ha usato un martello per forzare la porta d'ingresso, poi la violenza inaudita, ed ecco appunto la villetta dove è avvenuto questo femminicidio. Una relazione finita da tempo, i video usati per ricattarla, lui e lei si erano frequentati, poi la rottura e la minaccia, posto tutto sui social. Dopo la denuncia i carabinieri gli avevano sequestrato cellulare e computer. La vittima, Vanessa, l'ha commessa con il sorriso, una vita serena con Nicola e il figlio. Originaria di Castelfranco, si era trasferita nella frazione di Spinea una decina di anni fa. Lavorava all'Eurospin e vediamo appunto in questi scatti la giovane vittima di questo femminicidio. Il compagno è piastrellista nell'azienda di famiglia, il loro piccolo ha 4 anni. L'arrivo di Matteo Guidolin, le lacrime del sindaco, non trovo le parole, un Natale nel dramma. L'arrestato, Fandai, un lavoro nell'edilizia e il tempo libero fra bar e calcio, abita ad Altivole e gioca con gli amatori del GSA Busta Contea di Montebelluna. In campo un po' fumantino, ma non ha mai messo le mani addosso ad alcuno. Vediamo appunto gli scatti e la porta che è stata sfondata dai carabinieri della casa di Fandai Bujar. Femminicidio a Riese, la normativa non viene applicata, si sottovaluta spesso il rischio. Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetti Donna, servono più risorse, siamo a €1 al giorno per donna accolta.
E sempre in merito ai femminicidi, Giulia, l'orrore e l'escalation, 8 donne uccise nel 2023, sarà ancora lutto regionale. Nello stesso periodo sono raddoppiate le chiamate al numero 1522. Zaia, presidente della Regione Veneto, crimine che indigna, bandiere a mezz'asta nel giorno del funerale. E andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Una farmacia comunale a Levego, zona popolata e senza servizi. Siamo in questo caso nel capoluogo bellunese, la sede della Sinistra Piave è vacante, il comune esercita la prelazione, sorgerà nell'area artigianale. Andiamo avanti con le notizie, plauso al regolamento del parco, ma la gara 2024 rimarrà corta. Questa è la dichiarazione del comitato della Pedavena Croce Daune dopo la dichiarazione di ieri del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Santa Giustina, lavori più lunghi a Formegana, torna al passaggio a livello. Domenica prevista la riattivazione dei treni, ma il cavalcaferrovia non è finito. ANAS ripristinerà via nazionale asfaltandola una volta tolta la deviazione. E adesso siamo in Agordino, i fruttivendoli di Arabba vanno in pensione, ma 2 giovani sono pronti a subentrare. Rinaldo Dal Ponte e Flavia De Nicolò lasciano dopo 28 anni la Papaia, il paese non perderà però il servizio. Siamo a Pieve di Cadore, il patriarca Moraglia in visita ai migranti, vi impegnate, bravi, sono 36 gli ospiti della Casa Santa Maria del Lago di Tai, un progetto di accoglienza integrato di cui andare fieri. Dalla rubrica Giorno e Notte, nel cassetto del cuore di Cassisi, l'inno per beneficenza a 10 brani. L'agordino musicista e medico mette il suo talento a servizio di chi soffre, un aiuto e la solidarietà per l'Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. Sport bellunese, pallavolo, Serie 3, Maccabruni Ferrato, cambio necessario, il DG Darè spiega le novità in casa Belluno. Calcio di Serie D, Dolomiti con il Mestre è emergenza difesa. E ancora snowboard, Lucia Dalmasso è la stagione della verità, mi aspetto molto, sono migliorata. Hockey Alps League, Cortina beffata all'overtime, ma un punto basta per la top 6. Bocce, Belluno campione e Bernardi sbotta, sugli impianti solo promesse. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Nella prima metà di giornata cielo sereno poco nuvoloso con alcune nebbie tra il Veronese e il Rodigino ai confini col Mantovano. Nella seconda metà di giornata dapprima nuvolosità in aumento fino a cielo anche coperto e successivi rasserenamenti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.